Per spingere la Regione, dopo mesi di silenzio assordante, a riconvocare il tavolo di partenariato che ha elaborato il piano di rilancio del Nuorese, ci sono volute 2 autoconvocazioni del tavolo delle associazioni imprenditoriali del Nuorese, l'ultima delle quali si è tenuta ieri alla presenza dei segretari provinciali dei sindacati e di 3 consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, oltre che una lettera indirizzata al Presidente della Regione Francesco Pigliaru. Alla fine da Cagliari è arrivata la comunicazione che domani a Nuoro verrà convocato l'organismo che con la supervisione della cabina di regia regionale guidata dal capo di gabinetto della Presidenza Filippo Spanu in questi 2 anni ha elaborato il piano di rilancio del Nuorese finanziato con 81 milioni di euro che dovranno coprire i progetti presentati da istituzioni e associazioni su 5 aree tematiche. Scuola del nuovo millennio, ambiente e cultura, competitività agroalimentare, servizi di area vasta, manifatturiero innovativo e competitivo, infrastrutture per la crescita. A ognuna di queste aree tematiche è stato assegnato un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro. La riunione di domani sarà l'occasione per avere, dopo la firma del protocollo d'intesa apposta il 15 luglio 2016 dal Presidente Francesco Pigliaru, del piano di rilancio del Nuorese che dovrebbe, almeno nelle intenzioni delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati che lo hanno fortemente voluto, dare una spinta al territorio ad uscire dalla crisi attraverso il rafforzamento di alcuni comparti strategici, un miglioramento della rete infrastrutturale, un'attenzione particolare al mondo dell'istruzione anche universitaria. Ma ora servono tempi certi per la pubblicazione dei bandi che sono già in ritardo di 1 mese e mezzo sulla tabella di marcia. Il tempo dell'attesa per il Nuorese è finito e in caso di ulteriori slittamenti gli interventi diventerebbero inutili perché ci si troverebbe davanti ad un deserto economico e ad un disastro sociale.